Iro-chan, con la sua determinazione e costanza, bisogna dire, sono arrivati i 50 anni, all'anniversario dei 50 anni, che è un notevole traguardo perché di solito non durano tanto a lungo certi circoli, cose di questo genere. Loro hanno iniziato appunto 50 anni fa con Don Reino, che era un parroco giovane, assieme poi a Aldo Clodic, e hanno proseguito. Aldo ovviamente era una persona amante della musica, era una persona che le piaceva tantissimo le poesie, tutte queste cose, e si dedicava moltissimo. E sono stati bravi perché hanno portato avanti molte iniziative, sono riusciti a ripristinare certe tradizioni che nel tempo si erano un po' perse e quindi sono riusciti a ripristinarle e continuare anche a mantenerle, perché questo non è poco. Mantenerle e naturalmente sono stati anche bravi nel portare vicino dei giovani, che anche questo è una cosa molto difficile da fare, perché hanno cominciato col Segnam, che ovviamente probabilmente era una cosa che i giovani amavano, hanno portato vicino con il Segnam giovani che si sono dedicati e continuano ancora a dedicarsi. Infatti con il Segnam per gli Schiesmi sono riusciti a portarlo all'edizione che sono arrivati. Quindi questa è una cosa notevole. Il discorso col comune, noi ovviamente siamo felici che chiunque faccia qualcosa per il territorio, a noi fa molto piacere e ovviamente nel limite delle nostre possibilità li sosteniamo come abbiamo sempre fatto.